Tutti buon pomeriggio dall'Ippodromo Arcoveggio, convegno di giovedì 25 settembre. La prima corsa riservata a femmine di 3 anni, sono 9 dietro l'autostart, 1 Gioco di Luce Dark, 2 Gemma Play, 3 Goccia Jet, 4 Gea Pax, 5 Gesemu Rosa, 6 Gescampf, seconda linea 7 Golden Rose SP, 8 Gina F, 9 Glory VDO. I favori sono in chiusura per praticamente sulla stessa linea 3 concorrenti, Gemma Play, Gesemu Rosa e Gina F. Macchina che accelera, partite con la velocità di Gemma Play, all'esterno però c'è Gesemu Rosa che numero 4, passa in breve a condurre mentre sbaglia Gea Pax. Gesemu Rosa affronta in vantaggio la piegata. In seconda posizione rimane Gemma Play. Percorsi esterni invece Goccia Jet con Gioco di Luce invece più indietro, lungo la corda. E intanto se ne vanno i primi 200 in 15,4 e il quarto iniziale completato dalla testa in 31,6. Gesemu Rosa in vantaggio. Al largo è rimasta Goccia Jet che copre Gemma Play dopo 500 metri di gara. Poi Gioco di Luce Dark, 600 intanto che se ne vanno in 47,7. E al passaggio davanti alle tribune la situazione non cambia con Gesemu Rosa che conduce, Gemma Play in schiena, all'esterno Goccia Jet che è seguita da Gina F. Percorsie esterne anche Gescampf e Glory VDO, mentre più indietro Golden Rose SP all'interno. Numero 3 Goccia Jet, rottura intanto squalificato. di Goccia Jet, se ne va ai chilometri in 1,18,8. A questo punto Gina F prova a puntare su Gesemu Rosa a 500 dalla conclusione, lungo la corda è sempre Gemma Play. Superati i 400 metri finali con Gina F che va ora decisa su Gesemu Rosa che tenta la difesa ma va un po' in difficoltà meccanica e sbaglia e così si avvantaggia numero Gina 5, F. Gemma Rosa, Gemma Play al suo inseguimento, in vantaggio Gina F quando siamo a 100 dalla conclusione. Gina F è attaccata all'interno però da Gemma Play, finale con le due che finiscono molto vicine sul traguardo e sul palo probabilmente è Gemma Play che riesce a prevalere di misura, ma c'è sicuramente da rivedere l'arrivo e vedete c'è tra l'altro Gesemu Rosa che ha sbagliato ai 250 finali. Vediamo le battute conclusive all'interno. Gemma Play sorprende Gina F e la piega di precisione sul traguardo. Il successo dunque per Gemma Play, Antonio Di Nardo per conto di Enrico Fiaschi e della scuderia Noma Farm.